Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale, c'è subito lotta per il comando che Velox Mail prende in poche battute comunque, costringendo ad accodarsi Velina Jet che va in seconda posizione, poi però sembra voler spostare all'esterno per anticipare Balsamo Leone che avanza. Velina Jet dopo 200 metri si presenta sul leader Velox Mail, lo impegna e passa a condurre. All'esterno c'è Balsamo Leone, mentre Velina Jet perfeziona il sorpasso dopo 400 metri, 31,2. All'esterno Balsamo Leone che è rimasto scoperto, va a cercare di impegnare Velina Jet dopo i primi 600 di gara. Andatura comunque che si mantiene sollecita, 46,3 i primi 600 con partenza da fermo. Più indietro vediamo anche Zeus di Girifalco, Vico del Ronco e via tutti gli altri, con ancora nelle posizioni di retroguardia Tille Tual che è la favorita della corsa. Intanto 1,1,7 il passaggio agli 800, siamo sulla piegata che porta al completamento del chilometro. Velina Jet, Balsamo Leone, poi Velox Mail con Zeus di Girifalco che ha spostato a sua volta all'esterno, ancora Rossano lungo la corda, mentre il chilometro iniziale è completato in 1,17,5. Avanza ora in terza corsia a Loco Jet, ancora lontana Tille Tual che è ancora praticamente in ultima posizione ed è costretta a una terza e quarta ruota. Tanto incertezza per Loco Jet, si mantiene in vantaggio Velina Jet su numero 5 Velox Mail, Balsamo Leone in difficoltà, cerca di avanzare anche Beautiful Day dalle retrovie. Beautiful Day si porta in breve sui primi. Siamo a 400 dalla conclusione con Velina Jet leader nei confronti di Velox Mail. All'esterno c'è Zeus di Girifalco che ha anticipato Beautiful Day, poi anche Tille Tual prova a venire via, subisce l'anticipo di Rossano. Completamento della curva finale, ancora tutto da giocare, entra però in testa Velina Jet. Siamo addirittura d'arrivo con Velina Jet in testa, ci prova Zeus di Girifalco, ci prova anche Beautiful Day, ci prova centropista dai Tille Tual, ma sul palo è Zeus di Girifalco che Caterina Dami porta alla vittoria nei confronti di Velina Jet, mentre per il terzo probabilmente Beautiful Day che ha ragione degli avversari. Andiamo a rivedere l'arrivo, bel primo piano per Zeus di Girifalco che sul palo piega nettamente Velina Jet. Al terzo posto finisce il numero 11 Beautiful Day davanti al numero 8 Rossano che precede a sua volta Tille Tual. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, quindi al primo posto Zeus di Girifalco, numero 2, al secondo il numero 4 Velina Jet, al terzo il numero 11 Beautiful Day. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione dell'ordine di arrivo. Quel che sembra certo comunque il successo per Zeus di Girifalco e Caterina Dami per conto di Manlio Capanna e della stessa Caterina Dami che è la proprietaria di Zeus di Girifalco.